Rialzarsi dopo la sconfitta col Camerata e il pareggio contro il Santa Venerina, il Giarre per ritrovare la vittoria e rimanere nella scia della capolista deve fronteggiare il derby contro la RSC Riposto, bisognosa di punti salvezza allenata dalla vecchia conoscenza Saverio Rapisarda. Per mister Catania sono tante le novità nell'11 titolare. Torna Trepari Tomaseri al posto di Bollati e debutto per il neoacquisto Juan Jam al centro della difesa accanto a Giuffrida, con Lopez a destra e il rientro di Puglisi sulla sinistra. A centrocampo cabina di regia affidata a Bozzanga con Strano e Gagliardo ai suoi lati. Davanti Sinatra sulla tre quarti alle spalle di Mongelli e Tornitore con Leotta acciaccato che va in panchina. Avvia i ritmi bassi, poi il Giarra a provare la prima avanzata. Bozzanga sventaglia sulla sinistra per Sinatra che mette giù bene la sfera. Sinatra va all'1 contro 1, la sterzata, entra in aria, ancora Sinatra, prova a crossare, guadagna calcio d'angolo. Dalla bandierina va lo stesso Sinatra, in mezzo per la testa di Mongelli che al 12° sblocca il punteggio portando il Giarra in vantaggio. Il 9° gol in campionato di Fabio Mongelli, il 4° negli ultimi 3 confronti contro i ripostesi, una vera e propria bestia nera per la squadra biancazzurra. Gialloblu che insistono e minacciosi ancora sul calcio piazzato, punizione di Sinatra che va direttamente in porta, pizzica la traversa e il pallone finisce fuori. Giuffrida va in profondità a cercare Tornitore, tocca la palla di testa Orofino, favorisce Mongelli, poi Lopez, mischia in aria, interviene Tomarchi, ancora Mongelli, tocco di Orofino, protesta in casaggiare per un tocco di mano, poi Lopez a terra, anche qui l'arbitro lascia proseguire. Finale del primo tempo, un corner di Sinatra, libera di testa Marraffino, nella zona di Musarra che può far ripartire il contropiede della Russo. Musarra a testa alta, supera il centrocampo, scarico sulla destra per Castorina. Castorina va all'1 contro 1 con Puglisi, atterrato, si prosegue per il vantaggio, ancora Musarra, l'assist all'interno dell'area per Marraffino, la conclusione, sopra la traversa. Animi che si scaldano proprio prima di andare a riposo, ne fanno le spese Strano e Marino che vengono entrambi ammoniti come potete vedere. Marino sarebbe anche già ammonito. In realtà il direttore di gara poi comunica ai giocatori della Russo che il provvedimento è solo per Strano. Ripresa che si apre con un infortunio in casa Giarre, si ferma Fabio Mongelli. Al suo posto entra Mattia Leotta. Terrafino va al rinvio lungo in profondità a cercare Fisichella, testa di Ciama che lo anticipa, poi Leotta di prima verso Sinatra. Sinatra, il tocco morbido in profondità per Tornitore. Tornitore anticipa Serafino, la porta è vuota, salva tutto Marino che mette in corner. È un Giarre che ha alzato l'intensità in questo secondo tempo. Strana all'indietro da Bozzanga, gran lungolinea per Leotta. Leotta resiste al fallo di Marino, si prosegue per il vantaggio. Leotta, cross per Tornitore che non ci arriva di un soffio. Minuto 66, Orofino per Ciaccio. Il rinvio corto, lo intercetta Leotta che verticalizza subito per Tornitore. Tornitore contrasto con Ciaccio, calcio di rigore per il Giarre. Le mani di Ciaccio addosso a Tornitore. Dal dischetto va Leotta che con una botta centrale firma il 2-0 e il suo terzo gol in campionato, allunga nel punteggio il Giarre. Forze fresche e mediana per mister Catania, fuori Gagliardo, dentro Barbagallo. I giarresi continuano a premere sull'acceleratore, Lopez isolato sulla destra, poi serve Strano. Strano, morbido per l'inserimento nuovamente di Lopez all'interno dell'area, all'indietro per Sinatra di prima intenzione, che toglie la ragnatela da sotto l'incrocio dei pali. Salvo Sinatra, quinto gol in campionato per lui, 3-0 per il Giarre. Altre sostituzioni per i padroni di casa, si cambia prima in mediana, fuori Bozzanga, dentro Cristaldi. E poi in attacco esce Tornitore tra gli applausi, dentro Patanè. Gli ospiti provano a scuotersi, Pennisi sbaglia il suggerimento per Guerra, riparte il contropiede del Giarre con Barbagallo, poi Sinatra. Sinatra, c'è solo Patanè, lo vede Sinatra, posizione regolare. Patanè, il controllo, davanti a Serafino, non gli lascia scampo. Il classe 2004, Damiano Patanè, firma la sua prima rete stagionale, il 4-0. Nel finale c'è spazio per un altro cambio, fuori Dario Puglisi, dentro Angelo Trovato. I gialloblu chiudono in attacco, Patanè, braccato da un avversario, riesce col tacco a far passare il pallone per Leotta. Gran cross, Giuffrida di testa, non trova il bersaglio. Una vittoria rotonda per 4-0 che è un toccasana per il Giarre che comincia così il suo inseguimento alla vetta occupata dal Camerata, distante 3 punti. La prestazione odierna ha fatto intravedere quali siano i margini di miglioramento di questa squadra. Un primo tempo a basso ritmo a cui è fatto da contraltare una ripresa convincente e autoritaria. Bisogna ripartire proprio dai secondi 45 minuti, già da domenica prossima, quando la squadra di Sebi Catania farà visita al Serra di Falco, avversario a caccia di punti salvezza.